Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questo nuovo video di Economia Pop. Oggi niente apocalisse, niente utopia, facciamo semplicemente un balzo nel futuro reale. Parliamo delle previsioni di ciò che succederà da ora ai prossimi anni. E lo faremo per quanto riguarda il mercato delle automobili, ma soprattutto prendendo come presupposto il fatto che tutti sappiate che attualmente ci sono più di 1 miliardo di automobili sul pianeta. Le auto sono sicuramente beni di uso comune che hanno un costo importantissimo. Questo settore è cruciale per quanto riguarda l'economia globale, soprattutto perché ci sono tante auto e costano parecchio. Sta succedendo qualcosa in questo ambito. Da anni si sente parlare dell'avvento delle auto elettriche. Se le iniziano a vedere un po' in circolazione, soprattutto per la mia esperienza personale, perché io vivendo a Maranello, ieri stavo guidando la mia fantastica Punto e davanti avevo una Tesla e dietro avevo un'altra Tesla, quindi vedete voi. Maranello è sicuramente un caso a parte, però si parla di numeri molto modesti semplicemente perché c'è poca fiducia in questo genere di auto e sono poco affidabili a quanto pare. O meglio, sono percepite come poco affidabili. In particolare molti si chiedono se dopo le batterie dell'iPhone che non durano niente, anche quelle delle auto elettriche ci lasceranno a piedi per qualche motivo. Ovviamente sto scherzando, nessuno con l'iPhone si arrabbia. Torniamo seri. Ogni giorno siamo bombardati di notizie che parlano di auto elettriche. Quindi proviamo a capire che cosa succederà verosimilmente da qui a pochi anni. Tempo fa vi avevo parlato di un concetto molto interessante, ovvero il ciclo di vita di un prodotto. Lo trovate nel video qui in alto a destra. Cliccatelo. In quel video parlo delle fasi di vita del prodotto e l'ultima di queste è il declino. Brevemente questa è la fase in cui le vendite di quel prodotto calano drasticamente. E questo a mio parere è quello che succederà nel mercato delle auto tradizionali nel prossimo futuro. I numeri ci dicono che la popolazione mondiale è in aumento, andiamo verso gli 8 miliardi mi sembra. Tuttavia il mercato delle auto tradizionali è già in forte calo sia nel settore cinese che in quello statunitense. Questi numeri a mio parere sono una semplice premonizione di quello che sta per avvenire. Ma nel 2019 sicuramente abbiamo talmente tanti strumenti e siamo talmente tanto esperti riguardo al mercato che non ho dubbi che le aziende produttrici di auto tradizionali se ne siano già accorte. Ed ecco che non a caso quegli stessi brand stanno investendo cifre importanti per le auto elettriche. Non tutti però si stanno muovendo in maniera così radicale, molti si stanno orientando verso l'ibrido, cioè un sistema di propulsione tradizionale affiancato al modello elettrico. La società AlixPartners, che è una delle principali società di consulenza e analisi in questo ambito, ha stimato in 225 miliardi di euro il complessivo degli investimenti che si faranno da qui al 2023 per convertire il mercato delle auto tradizionali in quello delle auto elettriche. Numeri sicuramente ingenti, grandissimi, però è assolutamente normale, non c'è niente di particolare. Come ben saprete dal video qui in alto a destra, nella fase iniziale di un prodotto servono investimenti ingentissimi. Questo non solo per produrre quel determinato bene, ma anche per collocarlo sul mercato. E dopo queste due fasi servono ulteriori investimenti per la ricerca e sviluppo. Dunque, investimenti grandissimi ma basse vendite. E come mai questo? Per una questione di abitudine. Tutti quanti siamo affezionati alla nostra auto, se abbiamo un'auto tradizionale, passare a un'elettrica ci costerà parecchio e pagare non piace a nessuno. Questo finché non ci saranno leggi che ne limitano la circolazione. Ad esempio, le auto Euro 0 ed Euro 1 nella mia zona non possono più circolare dal lunedì al venerdì di giorno. Questo potrebbe essere un forte incentivo a chi ha delle auto che inquinano molto a cambiare macchina. Però a questo punto tanti investimenti, poche vendite, significa quasi sicuramente delle perdite. Nel migliore dei casi poco guadagno. E questa è esattamente la previsione fatta da AlixPartners. La società infatti prevede che nel prossimo futuro il mercato delle automobili attraverserà una fase di deserto del profitto. Tramutando queste informazioni in dati si parla di circa 60 miliardi di guadagni in meno. Questo periodo di transizione quasi sicuramente farà tanto male al mercato delle auto e metterà in ginocchio diversi marchi molto affermati che attualmente non sono al top delle loro performance. Verosimilmente alcuni operatori o si fonderanno o usciranno dal mercato, mentre altri che sono specializzati nel campo dell'elettronica o comunque nel campo elettrico in generale entreranno nel mercato.
Attenzione che siamo di fronte a un evento epocale, è dalla fine dell'Ottocento che ci sono le automobili tradizionali. Ci sono state sicuramente molte innovazioni, tantissime scoperte per quanto riguarda questo mercato, ma mai prima d'ora avevamo visto una rivoluzione simile. Aggiungo in conclusione del video dei dati molto interessanti. Il paese che in quest'ottica è più avanti di tutti quanti è sicuramente la Cina, perché tra il 2018 e il 2019 ha aumentato la propria vendita di auto elettriche dell'85%. L'ha quasi raddoppiata. Completamente all'opposto, indovinate chi c'è? Già, noi, Italia ed Europa, che sono in un trend completamente diverso. Siamo palesemente in ritardo e questo è assolutamente un problema di competitività nel prossimo futuro. Se non ci ammoderniamo, verremo spazzati via. Bene, con questa visione catastrofica vi lascio. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento, che sia stato il più chiaro possibile. Se vi è piaciuto vi invito a mettere like, condividere, commentare, iscrivervi e attivare la campanellina, ma soprattutto, come sempre, tra poco appariranno dei riquadri simpaticissimi con degli altri video sempre miei molto belli, quindi andate a guardarli.